Stefano Casellato, presidente di Acqua, uno dei primi tour operator che lavora sul Delta, e la domanda veloce: come va quest'anno dopo 2 anni di pandemia? C'è un ritorno, un interesse particolare? Riuscite ad avere gli stessi risultati dal 2019? Allora, gli stessi risultati del 2019 no, e crediamo insomma serva un po' di tempo per arrivare agli stessi numeri e l'andamento del 2019. Diciamo che il 2022 non è iniziato male, si vede insomma un piccolo timido movimento, iniziano ad arrivare delle prenotazioni, quindi tutto fa auspicare che insomma la stagione possa partire nel migliore dei modi. L'importante è riuscire a programmarla e che quello che viene programmato poi si riesca a fare, perché uno dei problemi era il fatto di non riuscire a programmare un'attività, una stagione, perché poi puntualmente insomma veniva scombinata da pandemie e dai successivi decreti. Ecco, voi tra le varie attività avevate anche un turismo scolastico che adesso manca. È stato superito, è stato cambiato in un altro sistema? Cioè, avete dei clienti di tipo diverso in questo momento? O meglio, l'utente medio che utente medio è? No, diciamo che allora, il turismo scolastico è praticamente fermo, cioè è uno dei settori che più ci manca, diciamo così. È cambiato anche un po' il tipo di turismo, mentre prima eravamo molto più orientati su gruppi o comunque turismo sociale. Adesso anche tutte le attività, le proposte, le escursioni mirano molto di più alle famiglie, ai singoli, a giovani, a coppie, insomma dipende un po' dal tipo di escursioni. Abbiamo spostato un po' quello che è le nostre proposte, ecco. Turismo scolastico, come dicevo prima, qualcosa si sta vedendo adesso e speriamo che insomma si possa riprendere, perché per noi era un settore fondamentale. Diversamente invece abbiamo molte attività didattiche che stiamo svolgendo un po' in tutta la regione Veneto, quindi non solo nella Delta del Po e la provincia di Rovigo, ma addirittura in tutta la regione. Ecco, rimanendo sul Delta del Po, è ancora un turismo mordi e fuggi oppure è aumentato un po' la durata della permanenza nel nostro territorio? No, vediamo che è aumentata, gestendo anche delle strutture ricettive, ci sono dei segnali di miglioramento su questi, quindi non è più solo un viaggio, un'escursione, una visita giornaliera, ma sta diventando una destinazione, e quindi più giorni anche le persone passano più giorni nel Delta. Ecco, l'ultima domanda. Fatto 10 la scala, che potenzialità ha ancora inespresse il Delta secondo lei dal punto di vista turistico? 8. Dice che c'è molto margine per sì. migliorare. Sì, direi di sì.